Sono gli ultimi 40 minuti di regular season, entrambe le squadre devono vincere e poi sperare in notizie positive dagli altri campi. I verdeneri hanno bisogno di un KO della Meta Catania per chiudere al primo posto, gli uomini di Esposito in un doppio passo falso di Capurso e Active Network per salvarsi dal pala maggiore di Leini. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Delle84 Fortitudo Pomezia, 30ª e ultima giornata del campionato di Serie A di futsal. E si comincia con il primo possesso della L84 con la propria divisa giallo-blu. Lancio lungo della Fortitudo Pomezia che costruisce subito la prima occasione. Molitierno in avanti, spizzata di Lusnik, se ne incarica Gilvet. Molitierno, occhiata in avanti, ancora lancio lungo a smanacciare Victor Lopez. Husiko con il destro respinto. Husiko sterzata, finta. Husiko con la punta, Molitierno è attento e non commette fallo secondo l'arbitro. Perde il pallone l'L84 che deve difendersi. È un 2 contro 1. Conclusione sul fondo di Dudu. Finta Liberti. Tuli va dentro, deviazione e la palla è entrata. Vantaggio della L84 che sblocca la partita con un colpo abbastanza fortunoso. Rivediamo. Dovrebbe essere Autorete e non Liberti ad aver insaccato il pallone. Vanno ad abbracciare il diavolo. Calcio d'angolo morbido, Michelangelo col piattone, ancora Michelangelo! Pareggio immediato della Fortitudo Pomezia con Lara che si batte la mano sul cuore perché servirà anche quello stasera, soprattutto quello alla Fortitudo Pomezia. 1-1 a Leini. Sempre Tuli su di lui, imbucata. Dudu dentro per Raubo, la ribaltata la Fortitudo Pomezia, l'hanno costruita Dudu e Raubo che sono andati in porta col pallone. 2-1 della squadra di Esposito. Si prende il centro, Liberti, Giulio De Oliveira. Super azione della L84 che pareggia la partita con il proprio numero 18, 2-2. Può ripartire la Fortitudo Pomezia. Poco più di 3 minuti effettivi. Raubo, sponda! E conclusione disinnescata da Victor Lopez. Ancora la puntata in area di rigore. Victor Lopez respinge. Entrato in porta Gattarelli nell'L84. Husiko si accentra, poi la lascia lì per Raguso. Molitierno. Super risposta. È andato giù rapidissimo. Husiko si accentra anche in zona tiro. Husiko! Salvataggio della Fortitudo Pomezia. A Molitierno battuto. È stato Raubo. Michelangelo. Occhi negli occhi con Murilo Schiocchetta. Sposta, va al sinistro. Salvataggio di Lucas Sicheira. Cuzzolino. Dall'altra parte Perezzi. Zona tiro, Ezzi! Diagonale che vale il 3-2. Vantaggio della L84 che in questo momento sarebbe prima in classifica.
Si accentra, zona tiro, Molitierno in 2 tempi. Michelangelo, controllo e destro, Victor Lopez con il piede. Cuzzolino in buca, Giulio De Oliveira per Luca Siqueira. 4-2, poker della L84 che prova a prendere il largo. Sesto gol stagionale, il 4º in campionato per Luca Siqueira. In attesa di movimenti da parte dei compagni. Ezzi in area di rigore, Giulio De Oliveira non calcia, si appoggia a Raguso. Molitierno risponde presente. Raguso, Salas, Raguso. Filtrante, Salas, si va a riprendere il pallone. Molitierno con il corpo. Fallo laterale affidato a Cuzzolino. Luca Siqueira. Salas forse prende un colpo, Gattarelli finisce giù, non c'è fallo, 3 contro 1, Salas sul secondo palo, Bonci è entrato al posto di Molitierno, poi Salas, ancora Bonci, Victor Lopez la cede ad Ezzi che si guarda intorno e allora capisce che non verrà a pressare la Fortitudo Pomezia. È finita al Palamaggiore di Leini. 4-2 chiude la regular season con una vittoria, la L84, vittoria che però non basta perché la Meta Catania ha pareggiato alla fine contro il Sala Consilina per 4-4 e quindi la squadra di Diego Rios chiude al secondo posto a -1 dai bicampioni d'Italia in carica e ai playoff sfiderà l'Eco City Genzano. Per quanto riguarda la Fortitudo Pomezia rimane in zona playout nella stessa posizione dove era prima dell'inizio di questa ultima gara, però è cambiato l'avversario. Non è il Capurso che si è salvato direttamente grazie alla vittoria contro il Mantova, ma è l'Active Network dopo una prima stagione da favola, seconda metà di stagione da incubo, che culminerà con i playout. Da Luca Pellegrini e dal Palamaggiore di Leini, grazie per averci seguito, è veramente tutto al termine di una serata che sembrava non finire mai. Sono arrivati i verdetti, ma si continua a giocare per playoff e playout. Grazie ancora, buona serata e buona domenica.